Consacrazione dell'Italia. Familiare e personale. Al cuore immacolato di Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Vieni, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona eterna gioia. Amen. Alleluia. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ti prego, difendici dalle insidie del maligno in vita, e particolarmente nell'ora della morte. Te lo domandiamo, per il potere che ti ha concesso l'Eterno Padre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la sapienza che ti ha concesso il Divin Figlio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per l'amore che ti ha concesso lo Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Atto di consacrazione dell'Italia al cuore immacolato di Maria. Maria, nella tua pienezza di grazia, sei perfettamente unita a Dio, colma della sua presenza, per quanto la stessa tua natura umana è in grado di contenere. E per questa perfezione, in vista della tua maternità spirituale sull'umanità, che ci chiedi questo atto di fede nei tuoi riguardi, poiché in te sola risplende il Signore. Consacrarci a te significa consacrarsi a Gesù, uniti a tutti gli uomini, in comunione con la Chiesa intera, col nostro Santo Padre, Papa Francesco. Noi ti rivolgiamo, o Padre, la nostra supplica, in particolare per l'Italia, attraverso il cuore e le mani della Vergine Maria. Padre, inviaci il tuo Santo Spirito, perché ciascuno di noi possa diventare uno strumento della tua pace, dalla fame e dalla guerra. Liberaci dalla guerra nucleare, da un'autodistruzione incalcolabile, da tutti i tipi di guerra e di calamità. Liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, dai suoi primi istanti. Liberaci dalla disperazione, dall'odio e dalla degradazione della dignità dei figli di Dio. Liberaci da tutti i generi di ingiustizia nella vita sociale, nazionale ed internazionale. Liberaci dalla facilità con la quale si calpestano i comandamenti di Dio. Liberaci dal tentativo di sradicare dai cuori umani la verità stessa di Dio. Liberaci dalla perdita della coscienza del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci. E tu, Madre di Cristo e Madre di tutti gli uomini, noi chiediamo la tua protezione e la tua intercessione per l'Italia. Gesù Cristo, il Redentore del mondo, ci ha affidati a te. Prega tuo Figlio per noi, affinché invii nel nostro Paese in abbondanza lo Spirito Santo, lo Spirito di verità che è sorgente di vita. Accoglilo per noi e con noi, come facesti il giorno della Pentecoste con i primi discepoli. Madre, tu conosci e condividi le nostre sofferenze e le nostre speranze. Oggi siamo qui davanti a te, Maria Regina della Pace, e con fiducia chiediamo la tua intercessione materna per far fronte alle sfide dell'avvenire. Oggi ti affidiamo il nostro Paese, l'Italia. Ti preghiamo, accompagnaci nel nostro cammino. Noi che vogliamo, come l'Apostolo Giovanni, accoglierti nelle nostre case, per imparare da te a diventare simili a Gesù, sotto il manto della tua misericordia. Noi ci rifugiamo. Santa Madre di Dio, assistici nelle difficoltà quotidiane che la vita riserva ad ognuno. A te, Aurora di salvezza, affidiamo il nostro futuro e il nostro cammino nel nuovo millennio. Ti affidiamo il nostro popolo italiano, a cominciare dai più deboli e sofferenti, i bambini non ancora nati, coloro la cui vita è minacciata, e coloro che sono nati
in condizioni di povertà, i giovani alla ricerca del senso della vita, i rifugiati, le persone senza lavoro, quelle che sono provate dalla malattia, le famiglie divise, gli anziani privi di assistenza, e tutti coloro che sono soli e senza speranza. Guida i tuoi figli affinché tutti gli uomini, col tuo aiuto, riconoscano il Cristo, luci del mondo, che ancora una volta si riveli nella storia dell'umanità, l'infinita potenza salvatrice del tuo Figlio Gesù, la potenza dell'amore misericordioso del Padre. Che lo Spirito Santo trasformi le coscienze, che Egli guarisca la nostra memoria e purifichi i nostri cuori. Che Dio regni sempre in mezzo a noi. Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Scritto da Suor Lucia di Fatima. O Vergine, Madre di Dio e Madre mia, al tuo cuore immacolato interamente mi consacro, con tutto quello che sono e possiedo. Prendimi sotto la tua materna protezione. Difendimi dai pericoli. Aiutami a vincere le tentazioni che mi sollecitano verso il male, e a conservare la purezza del mio corpo e della mia anima. Sia il tuo cuore immacolato il mio rifugio e il cammino che mi conduce a Dio. Concedimi la grazia di pregare e di sacrificarmi per amore di Gesù, per la conversione dei peccatori e per riparare i peccati commessi contro il tuo cuore immacolato, per mezzo di te, ed in unione al cuore del tuo divin Figlio. Voglio vivere per la gloria della Santissima Trinità, nella quale credo e spero, la quale adoro e amo. Amen. Atto di consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. Scritto da San Luigi Maria di Montfort. Io, peccatore infedele, rinnovo oggi e ratifico nelle tue mani, o Maria Immacolata, i voti del mio battesimo. Rinunzio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere, e mi do interamente a Gesù Cristo, la sapienza incarnata, per portare la mia croce dietro a Lui tutti i giorni della mia vita, e affinché io gli sia più fedele che nel passato. Ti scelgo oggi, o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste, per mia madre e padrona. A te, come uno schiavo, io abbandono e consacro il mio corpo e l'anima mia, i miei beni interni ed esterni, e il valore stesso delle mie buone opere, passate, presenti e future, lasciandoti un intero e pieno diritto di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene, senza eccezione, a tuo piacimento, alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Consacrazione della famiglia al cuore immacolato di Maria. Venite, o Maria, e degnatevi di abitare in questa casa, come già al vostro cuore immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano. Così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al vostro cuore immacolato la nostra famiglia. Che il vostro amore e patrocinio ci ottenga grazia. Che tutti i familiari vivano sempre in pace con Dio e tra di loro. Rimanete con noi. Vi accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di essere sempre vostri, in vita, in morte e nell'eternità. Restate con noi, come abitaste nella casa di Zaccaria e di Elisabetta, come foste gioia nella casa degli sposi di Cana, come foste madre per l'apostolo Giovanni. Portateci Gesù Cristo, via, verità e vita.
Allontanate da noi il peccato ed ogni male. In questa casa siete madre, maestra e regina. Dispensate a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono. Specialmente accresceteci la fede, la speranza, la carità verso Dio e verso il prossimo. Suscitate fra i nostri cari sante vocazioni. Siate sempre con noi, nelle gioie e nelle pene. E soprattutto fate che un giorno tutti i membri di questa famiglia si ritrovino con voi riuniti in paradiso. Amen. O Dio di bontà, che avete riempito il cuore santo e immacolato di Maria dei sentimenti di misericordia e di tenerezza, di cui il cuore di Gesù fu sempre penetrato, concedete a quelli che onorano questo cuore virginale di conservare fino alla morte una perfetta conformità col Sacro Cuore di Gesù, che vive e regna nei secoli. Così sia. Ci benedica Maria dal cielo, Madre celeste e Regina, e riempia le nostre anime di un più grande amore a Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.